noi siamo per la pace, per la giustizia e per la riconciliazione di tutti i popoli, perché non c'è futuro senza pace e riconciliazione. Sabato 16 dicembre, a partire dalle ore 15, in piazza Flaminio a Vittorio Veneto, si è tenuta una manifestazione per la pace organizzata da Restiamo Umani. Circa un centinaio di persone comuni si sono ritrovate per condannare la guerra in Medio Oriente, che rischia di trasformarsi in un genocidio. Non esiste guerra giusta, solo la pace è giusta. Questa guerra va fermata subito, basta sofferenze. L'Italia, l'Unione Europea e gli Stati membri, le Nazioni Unite, devono assumersi la responsabilità del negoziato per fermare l'escalation e raggiungere l'immediato cessate il fuoco. Manifestazione per la pace, la seconda che organizzate a Vittorio Veneto, però anche oggi non c'è tanta affluenza, come mai? Beh, è un'affluenza che cresce, siamo partiti veramente in pochi il 7 ottobre, ma stiamo crescendo moltissimo perché tutti quanti si rendono conto della necessità di unirsi per impedire questa guerra. Tra noi oggi c'è anche il vescovo, ci sono diverse autorità, la comunità marocchina, diverse comunità palestinesi. Noi vogliamo dire a tutti quanti che noi stiamo facendo la pace tra di noi. Noi siamo in pace con tutti i popoli del mondo e vorremmo che tutti i popoli del mondo agissero per la pace. Ci sono anche dei simboli oggi, qui vediamo, quindi è una pace un po' di parte? La pace è sempre per tutti. Volentieri abbiamo accolto anche alcune bandiere palestinesi, come avremmo accolto le bandiere israeliane, perché noi pensiamo che non dobbiamo nascondere l'identità di nessuno, dobbiamo essere insieme e dobbiamo fare la pace.